sono andato a fondo di questa storia attraverso i miei uffici dei servizi sociali e non è stato facile capire. Hanno provato in tutti i modi a offrirgli una vita normale. A 22 anni dice di essere senegalese, ha riferito un nome e un cognome che non esistono, potrebbe essere clandestino. Lo abbiamo cercato in una mattinata di pioggia, ma se n'era andato per tornare probabilmente in serata, come fa spesso. Da mesi vive in uno sgabuzzino sotto la rampa di questo garage. Nulla hanno potuto fare le forze dell'ordine, né i servizi sociali, né la Caritas. Non si sa cosa fare, no? Non è possibile fare niente, c'è il rifiuto assoluto di interloquire con chiunque e di stare alle regole o di accettare l'aiuto. Il comune di Vittorio Veneto ha allertato anche i sanitari, ma il giovane non è stato definito un paziente psichiatrico, anzi è stato ritenuto in grado di intendere e di volere e per questo nessuna istituzione è titolata per strapparlo a questa vita. Una situazione difficile anche per i condomini che per il primo periodo si sono adoperati per portargli cibo e coperte. Loro stesse si meravigliano che nessuna istituzione intervenga. Io dico che tutte le istituzioni sono intervenute, ma cosa possono fare? È una domanda che me la faccio anche adesso, cos'è che si può fare? Un ragazzo che sembra senza origini, senza identità, ma che potrebbe così aver consapevolmente scelto di vivere in queste condizioni. Se non è psichiatrico, quindi se non si può togliere un'ipotetica capacità di intendere e di volere, se non vuole farsi aiutare, seppur aiutato rifiuta l'aiuto e se ne va da dov'è un caso del tutto particolare e assolutamente intrattabile.